Bentornatissimo appuntamento con le previsioni meteo. La precocità del freddo è rilevante perché si tratterà di una delle ondate più potenti per quanto riguarda ottobre. Potremmo anche avere dei record proprio per questa precocità. Come vedete, avremo questa irruzione invernale quasi, perché porterà già le prime nevicate sui Balcani al di sotto dei 900 metri e sui nostri settori dell'Appennino attorno ai 1400-1600 metri per quanto riguarda la giornata di giovedì, in quanto l'episodio sarà tale da portare un vero crollo termico con un decisivo quindi ritorno al maltempo al sud, compresa la Sicilia, al di fuori dai giochi invece la Sardegna, e evoluzione termica come vedete mostra appunto come l'ingresso di queste correnti artico-continentali dalla Russia riescono a raggiungere già a partire dalla giornata di mercoledì da nord-est la spinta verso i settori del Mediterraneo meridionale, quindi puntata sullo Ionio, con la formazione di questo minimo depressionario che porterà freddo artico e quindi un deciso calo delle temperature al mattino. Pensate attorno ai 5-7 gradi all'alba sulle zone della Val Padana centro-orientale. Lungo l'Adriatico stessa cosa, su valori comunque un po' maggiori, attorno ai 9-10 gradi, ma comunque le temperature massime saranno al di sopra dei 15 gradi, come così nella giornata di mercoledì, quando assisteremo appunto all'irruzione dell'aria fredda col mix del vecchio ciclone che ha interessato la Spagna. Si tratta del Gabriel, che adesso si collocherà proprio verso il Mediterraneo centrale portando dei fenomeni, e la formazione di un minimo dapprima nel corso delle ore pomeridiane con temporali su tutto l'arco appenninico fino ovviamente a raggiungere la Sicilia sul basso Tirreno, per poi disporsi entro la serata sul Mar Ionio portando un deciso crollo delle temperature con l'ingresso dell'aria fredda artica. Al mattino sulla Val Padana avremo qualche debole pioggia da segnalare al nord, soprattutto sull'Emilia Romagna, sulla bassa Lombardia e sulle Prealpi. Il resto d'Italia vedrà temporali anche forti, in modo particolare sulla Puglia e sulla Lucania, la Calabria e la Sicilia, oltre che alle Marche e all'Abruzzo, ove qui avremo degli accumuli anche oltre i 50 mm possibili. Con giovedì che avremo ancora una fase di piogge e rovesci temporaleschi sulla Puglia, la Basilicata, la Calabria, ma soprattutto anche sulla Sicilia, quindi anche sul medio Adriatico, ricordo anche sulle Marche e l'Abruzzo. Proprio su queste zone dove avremo sull'Appennino delle nevicate si attesteranno attorno ai 1300-1500 metri, quindi in modo particolare proprio perché l'ulteriore diminuzione termica favorirà nella giornata di giovedì questi settori oltre i 5 cm di accumulo. Venerdì stessa cosa, un po' sull'Abruzzo saranno ancora possibili quote attorno ai 1300 metri, mentre sarà più soleggiato sul resto del nord, sull'Alto Tirreno, ma con temperature in calo su tutta quanta l'Italia, mentre insisteranno appunto ultimi fenomeni sul basso Adriatico, sul Ionio, quindi le precipitazioni saranno più favorevoli su questi settori. Abbiamo visto le zone soggette a maggior accumulo, ma guardate come andrà a cambiare il tempo velocemente proprio nel weekend, perché sembrava riuscisse l'anticiclone da sud-ovest a recuperare terreno verso il nord Europa. Non ci riuscirà, perché un profondo ciclone in formazione definitiva proprio sul nord Europa, tra la Gibilterra e la Scandinavia, un mix di rotazione ciclonica assieme a un'aria molto più fredda depositata, riuscirà a far scendere gli impulsi instabili verso l'Europa centrale, per poi riuscire a raggiungere entro la serata di sabato, ma soprattutto domenica, il nord Italia, dapprima sulle regioni settentrionali per poi raggiungere quelle meridionali, con uno scavo di un'altra perturbazione che si andrà a situare soprattutto al meridione, quindi ancora al sud Italia nella giornata di domenica, ma da valutare per bene, perché questa ancora da definire quali saranno le aree più coinvolte, ma sembra, come vedete, nella giornata di sabato, entro la fine della giornata di sabato, quali saranno le aree più coinvolte, soprattutto il nord-est. Si attesteranno nevicate, attenzione, in rapido calo sulle Dolomiti fino a 1700 metri, sulle Prealpi attorno ai 2000 metri,
e con esso anche prime precipitazioni che potranno già coinvolgere il Lazio e la Campania, così come anche parte dell'Abruzzo e sulla Liguria e la Toscana settentrionale. Queste le aree più coinvolte al momento nella giornata di sabato, a fine giornata, soprattutto da questa discesa delle correnti più fredde, porteranno a un nuovo tracollo termico. Vedremo le aspettative, ma sembra che continuino a confermarsi sempre di più rispetto agli aggiornamenti precedenti, quindi seguiteci sempre per non perdere i prossimi contenuti.